Il turismo a cavallo è un ottimo sistema per poter godere delle bellezze naturalistiche e anche culturali che ci sono lungo i nostri percorsi, senza parlare poi dell'enogastronomia della nostra regione. Quindi poter passeggiare a cavallo significa fare il cosiddetto turismo slow, lento sul territorio, e green, verde. E noi abbiamo creato appositamente dei percorsi in tal senso, perché puntiamo molto su questo tipo di turismo che sbagliatamente è chiamato turismo di nicchia. Non è un turismo di nicchia, è un turismo invece a disposizione di tutti lo possono fare, però sicuramente è un turismo particolare, in crescita, e sul quale noi puntiamo molto. Il cavallo è prima di tutto una passione e come tutte le passioni si coltiva fin da piccolo, ma ci si può avvicinare anche in età più adulta. Per chi ama gli animali, andare a cavallo significa avere a che fare con un animale che, pur essendo grandi nelle dimensioni, in realtà è un animale che dà tutto se stesso per il cavaliere. Si tratta solo di entrare in empatia, e il bello di andare a cavallo è proprio questo. Ovvio che il top è avere un cavallo di proprietà, in maniera che si costruisce questo rapporto fin da piccoli, però diciamo che per chi non può averlo, non può custodirlo, è anche bello poter fare delle passeggiate, tanto insomma, soprattutto nelle scuole di equitazione è possibile avere dei cavalli docili a disposizione con cui fare delle esperienze incredibili, e io ho avuto la fortuna di poterne fare tante in questi anni. Prova anche tu l'emozione del cavallo. Cerca il circolo FISE più vicino a te per vivere un'esperienza unica.